ritrovati a Edicola Friuli. Oggi, tra virgolette, si gioca in casa. Andremo infatti a Irizia a conoscere un nuovo edicolante e la comunità appunto del paese che sorge alla prima periferia di Udine e che di recente insomma ha avuto il suo bel da fare con uno dei problemi un po' comuni ovunque, il traffico. Andremo a vedere come va, in particolare il traffico legato a diciamo la vocazione sportiva di questa realtà, perché a Irizia ci sono sia lo stadio sia il regno insomma del Carnera, del basket, e spesso e volentieri insomma le macchine ostruiscono anche i passaggi, ma di questo parleremo dopo. Oggi è venerdì, quindi vediamo insieme che cosa come titola, di cosa si parla sul settimanale Il Friuli. Allora, Mani Venete sulla regione, questo è il titolo della copertina di questa settimana. Boni et Fideli Furlani, società pubbliche, Ribolla Gialla, tiramisù, ville storiche, continuiamo a essere trattati come Sotans. Cosa significa? Significa che Maria Ludovica Scinco e Alessandro Di Giusto ci guidano all'interno di quella che è la galassia dei nostri beni un po' a rischio e che potrebbero finire in mano veneta, o comunque sui quali i veneti ci hanno messo lo zampino. E quindi abbiamo le ville venete, Cinto Camaggiore che ancora aspetta dal 2006 di sapere che fine farà, se potrà riannettersi al Friuli. E poi eterno odio e amore con i nostri vicini. Il Veneto ha un piede in diverse società pubbliche regionali, soprattutto in quelle che portano utili nel risico delle partecipate, però qualcosa si sta muovendo. E poi, per alleggerire il tutto, parliamo anche di cucina, di prodotti gastronomici che fanno parte della nostra tradizione. Il piatto bandiera, il baccalà, altro che Veneto, la storia del baccalà porta nel Pordenonese. E poi la dolce guerra del tiramisù. La paternità non basta, perché col tiramisù il business continua a farlo i veneti. Allora forse bisognerebbe imparare ad essere un po' più furbi anche noi, forse. Sta per finire invece l'assedio ad Aquileia, tra 2 o 3 anni il via ai lavori per la realizzazione della complanare, così sarà possibile togliere il traffico nel cuore della città imperiale. Ora si attende il progetto definitivo e poi toccherà alla riqualificazione dell'attuale strada regionale. Ovviamente all'interno tanti focus locali appunto su Pordenone, Gorizia, Lisontino, ma soprattutto in questo numero che precede la Pasqua anche l'inserto Family Salute. Si parla di disturbi alimentari, i campanelli d'allarme, di malattie, anoressia, bulimia, che colpiscono tante ragazze giovani e giovanissime, e poi ovviamente tanti altri approfondimenti legati proprio al tema della salute. All'interno del settimanale trovate come sempre tutti gli appuntamenti del fine settimana in Friuli, nella nostra regione, dalle mostre d'arte agli incontri a ovviamente il teatro, il cinema, e poi soprattutto non dimentichiamoci l'intero palinsesto di Telefriuli. Non ve lo mostro mai, ma è giusto anche far vedere l'importante pagina dello sport dedicato ovviamente all'Udinese. Oddo adesso serve la bacchetta magica. Monica Tosolini dice: con Del Neri il problema dell'Udinese era la fase difensiva, con Oddo l'infortunio di Lasagna e i tagli di gennaio al reparto avanzato che hanno determinato la crisi della squadra, e davanti ci sono altre sfide impossibili. Questo quindi tutto quello che trovate nel numero in edicola del settimanale. Vi dicevo anche focus su Udine con una targa per ricordare una strage nascosta il 15 aprile prossimo, non vi anticipo, però è una parte di realtà udinese che ad esempio io non conoscevo. Villa Santina, Carnia libera, ma soprattutto libera dalle slot machine e dal gioco d'azzardo, una piaga che in Friuli rappresenta davvero un problema molto molto grosso. E poi Pordenone, la casa per anziani raddoppia, e Fogliano Re di Puglia, il cacciatore di immondizia. Insomma, a voi l'approfondimento. Adesso ci mettiamo in marcia, andiamo a conoscere un nuovo edicolante, ci spostiamo a Irizzi in questa giornata piovosa e andiamo a vedere che cosa si dice appunto alle porte di Udine. Venite. Eccoci arrivati a Irizzi, accanto a me Augusto Ghioni, dico giusto? Bene, Augusto giusto, ok, che da 20 anni gestisce l'edicola a Irizzi. Siamo nella zona centrale, in piazza, davanti alla chiesa, che diciamo poi qui è un po' il cuore del paese, perché ci sono i bar dove si ritrovano gli sportivi, insomma è una zona molto effervescente e dinamica. Sicuramente, questo qua sì è il punto veramente dove la domenica, quando c'è la partita, insomma c'è un bel po' di
di Via Vai. Insomma, c'è un po' di via vai di gente che viene da fuori e che si ritrova ormai ai Rizi da anni, perché sappiamo che ci sono tifosi di vecchissima data, sia per quanto riguarda l'Udinese, sia per quanto riguarda il basket, anche se sono cambiate insomma negli anni le squadre. Ma è anche un paese che è molto vissuto dai cittadini, dai residenti, quindi insomma l'edicola è sicuramente un punto di riferimento. Sicuramente, sì, qua c'è sempre un buon giro di persone, soprattutto anche dei Rizi, un bel quartiere. Lei la domenica è aperto, quindi insomma chi esce da messa... Domenica mattina aperto, da 20 anni tutte le domeniche mattina aperto. Quindi è una tappa fissa. 20 anni fa ha rilevato questa attività, come è nata questa idea? Io non sono originario di Milano, ho conosciuto ovviamente mia moglie qua a Udine e mi sono trasferito qua. Quindi insomma anche lei viene da fuori, ma ormai insomma si può dire che è dei Rizi d'adozione. Sì, d'adozione. Non ho tanto l'accento friulano, ma insomma... Non importa, lo capisce il friulano ormai? Quasi lo parla. Non tanto, ma insomma abbastanza. Senta, com'è cambiato nel corso degli anni la clientela, anche o il modo di approcciarsi a questo che poi è un'edicola, però insomma ci sono anche altre cose in vendita, serve un po' la comunità, ecco. Ma no, non è cambiato tantissimo, sono aumentate un po' di attività, è cambiata un po' la viabilità, è cambiato un po' il quartiere, ma è sempre rimasto comunque un ottimo quartiere. Ha un'identità insomma forte, legata un po' alle sue tradizioni, alle sue origini, però sempre comunque guardando, mi pare, oltre insomma la modernità, e visto appunto ha citato le nuove attività commerciali, ce ne sono state tante negli ultimi anni di aperture, quindi molto vitale direi. Sì, sicuramente. Senta, un ultimo cenno alla viabilità, ne abbiamo parlato un po' così dietro le quinte, sappiamo che è un po' croce delizia ai Rizi, viabilità e anche parcheggi, poi vedremo, ne parleremo anche con i cittadini che troviamo oggi. Lei ha proprio l'edicola in un punto un po' nevralgico e particolarmente, diciamo tra virgolette, pericoloso, senza virgolette, pericoloso. No, quello sicuramente, ovviamente non è facile organizzare la viabilità, però insomma adesso stanno già comunque facendo qualche lavoro e quindi vedremo poi i risultati. Com'è la situazione traffico? Tu abiti in una via insomma che è un po' più lontana, diciamo, dal centro del paese, che comunque non è immune da, immagino, sosta selvaggia, specie per chi va a vedere partite e compagni. Assolutamente sì, anzi è anche abbastanza stretta, c'è giusto la zona lì della caserma che è a traffico alternato e comunque ci passano un sacco di macchine, perché comunque dà anche su via Martignacco in una direzione, quindi c'è una via anche che è molto piena di buchi, la diciamo, è via Sagrado. Assolutamente sì. È un po' camel trophy, no? Esatto, sì, non è proprio magari come a Roma, però sicuramente potrebbe essere tenuta meglio. Tu sei anche uno sportivo, insomma, di tuo, però hai la fortuna di abitare qua, magari allo stadio ci vai a piedi, però insomma questo problema della sosta selvaggia sulla porta di casa è un po' molto sentito. Ma sì, diciamo di sì, adesso da poche settimane hanno messo un divieto d'accesso solo per i residenti, insomma, no? Però insomma le macchine ci parcheggiano lo stesso, ma davanti a casa nostra era fissa, insomma la tua via rientrerebbe nelle vie, diciamo, a Sondrio, quindi è lì vicino. In effetti sì, era sempre spesso problematico uscire, se non, ad esempio i miei non andavano allo stadio e per uscire da casa era sempre un problema. Ma un po' dappertutto così, qua siamo a Udine, se voi andate a Padova, Mestre, è molto peggio di qua. Qua ancora è scorrevole, si sta bene, che le altre città molto peggio di qua, insomma, ecco, molto peggio. Però forse non siamo mai contenti o puntiamo al meglio, insomma anche qui insomma, i cittadini lamentano un po' velocità elevate delle macchine, traffico pesante, in vie che tutto sommato sono quelle di un paese piccolo, no? Un po' strettine. Ecco, quello magari che vanno un po' troppo forte sì, però dicendo che, come diceva lei prima, che non siamo mai contenti, questo è. Non siamo mai contenti di niente, se tiriamo sempre fuori qualcosa che non va, e il cittadino purtroppo è così, non solo qua ma un po' dappertutto. Sì, è un'abitudine forse italica, diciamo. È un'abitudine di lamentarsi sempre. Da Colugna ai Rizi, in realtà siamo all'osteria da Dalia, però lei frequenta insomma il paese per la sua passione sportiva, sì, giusto? Veniamo qua, diciamo così,
a bere il bicchiere, sentiamo i commenti, sì, Fate un po' insomma la tribuna stadio, eh? certo, sì. E quindi vi trovate anche quando gioca l'Udinese la domenica? Come funziona? Sì, quando gioca l'Udinese sempre. Con amici dei Rizzi che vengono da fuori? Sì, siamo sempre in 3. Quindi insomma è anche un elemento aggregante, no? Però non andate a vedere la partita? Ogni tanto andiamo a vedere la partita, ma a me la confusione non mi piace tanto. Si sta meglio qua, no? Sì, guardare... Abbiamo visto che Manicaretti preparano, quindi. Certo, si mangia qua un panino. E si sta in compagnia. Qui ai Rizzi insomma è un po' polo sportivo perché abbiamo il basket e il calcio. Di che parrocchia siete? Tu calcio? Tu? Calcio. Basket niente? Io sono su uno scalino, per cui basket. Ma guarda che vanno bene anche i piccoli. No, calcio, basket poco. E quindi Udinese. Sì, Udinese, adesso che comunque gioco a calcio la domenica non riesco ad andare allo stadio, però fino a quando la domenica non giocavo avevo l'abbonamento. Ok. Come la vediamo la partita di sabato? Secondo me no, dobbiamo assolutamente riprenderci, quello è indubbio. E secondo me la rosa è forte, ce la faremo, l'allenatore è bravo, per cui c'è solo bisogno di un pizzico di fortuna e di determinazione in più e faremo un bel... Edicola Friuli finisce qui, il prossimo appuntamento ovviamente è per venerdì prossimo. Grazie ad Augusto per averci ospitato nella sua edicola e facciamo insieme anche gli auguri dai per Pasqua, no? Visto che siamo in tempo. Prima di tutto grazie a voi e tanti auguri a tutti, veramente di buona Pasqua. Allora in bocca al lupo per il lavoro e tutto, tanti auguri e ci vediamo venerdì prossimo. Grazie.